Buonasera Presidente, buonasera Sindaco e a tutto il Consiglio. Dunque, sono passati più di 20 anni, 21, credo che il nostro consigliere Matteo Mognassi fosse ancora in passeggino quando è caduto il Casino, forse il passeggino no, insomma, quando è caduta la torre. Quindi sono passati 21 anni e la piazza abbiamo tutti sotto gli occhi, la piazza veramente è desolante. Io ricordo che in questi 20 anni iniziative, almeno il Consiglio di Quartiere Centro ne ha prese tante, Massimo Rossella che è stato Presidente, il consigliere Albergati che è stato trovato Presidente, io stessa, avevamo cercato di rendere la piazza davvero bella a quell'epoca, come dimostrano le fotografie che io faccio così vedere, una piazza piena di fiori, bellissima, nonostante il crollo della torre, una piazza che riusciva a vivere i ricordi massimi. Qui abbiamo anche un sindaco, il sindaco di allora, Bruni, con la fascia, in piazza del Duomo, eccolo qua, all'allora sindaco Bruni. Poi ricordo che era arrivata dalla vita di Pistoia una quercia con un cartello ai piedi della quercia che recitava così, mentre vado a riprenderlo. Quercus robum, cagna, l'albero della quercia per il suo aspetto forte e maestoso è considerato fin dall'antichità simbolo di forza, realtà, perseveranza, resistenza. Inoltre per il suo fogliame è simbolo di ospitalità. Per questi motivi il Comitato Piazza Duomo lo ha scelto per rappresentare i sentimenti di ognuno di noi. Questa quercia donata dall'azienda Matti di Pistoia è affidata al rispetto del cittadino. Ecco, la quercia che poteva forse essere piantata in piazza del Duomo, dove allora c'era l'edicola, è stata poi regalata al seminario, il seminario che si trova in fondo a Via Teodorica, seminario dell'Agostiniano, no? Come il seminario Sant'Agostino, e chi passa qui e riesce a sbirciare vedrà una quercia bellissima che forse poteva essere messa in piazza del Duomo. Ecco, fatta questa premessa vi riallaccio alla piazza di oggi, che è veramente brutta, desolante, sul sagrato di piazza del Duomo, l'abitudine ormai consolidata nel tempo di utilizzare i gradini come luogo di bivacco, di consumo di bevande, di merende, con conseguente abbandono di bottiglie, lattine, cartacce, non credo che sia più accettabile. Le fotografie che ho scattato nel corso di questo periodo, che ho mandato poi in giro a tutti, credo che parlino chiaro. Si ricorda che appunto in tempi non lontani sui gradini della piazza sedevano i cittadini che soprattutto nelle sere d'estate beneficiavano di una piacevole aria che entrava dalle piccole vie adiacenti. Oggi questa abitudine è scomparsa perché è proprio impedita dall'uso improprio che viene fatto dal sagrato. Infatti ogni giorno i gradini sono adibiti a veri luoghi di picnic, sonnellini, da chi su cui gli stessi gradini si siede, si corica, e io non sono capitata in addirittura una coricata su 5-6 gradini. Mentre la sera il sagrato è preso d'assalto da giovani che bevono, suonano tamburi, si ammazzano, abbandonando poi bottiglie che più delle volte si rompono, finendo in numerosi e pericolosi codici di vetro. Gli stessi cittadini e residenti lamentano il degrado della piazza che si appresta tra poco finalmente a vedere riaperto il proprio Duomo. L'immagine quindi che offre Piazza del Duomo non solo ai propri cittadini, ma anche ai turisti che si fermano per osservare, per fotografare e che la attraversano per recarsi a visitare la Basilica di San Teodoro o per sostare nel ristorante. Matteo, ma se anche tu non mi ascolti? No, almeno io chiedo che a un certo punto si ascolti. La Piazza del Duomo non è mia, è di tutti. Scusate, ci sono state raccolte anche in 2 giorni 160 firme di cittadini residenti che non ne possono più di quella sporcizia. Poi a questo proposito vorrei anche ricordare al sindaco che nel suo stesso programma c'è proprio il programma
Scusate, da solo, il rispetto. Dov'è? Scusa, avete pazienza, un attimo. Qui c'ho la segretaria di adesso lo ritroviamo. Vabbè, comunque, ordinanze antidegrado, sicurezza, bevande, vetro, bivacco, eccetera, sono già state adottate. La città di Piacenza, 6 ottobre 2008, ha adottato l'ordinanza al fine di contrastare la cattiva abitudine, soprattutto da parte di alcuni giovani, di rompere bottiglie di strada e di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e di bivaccare a Piacenza. Parma. Il primo cittadino ha emesso una copiosa serie di ordinanze contro vivanti, schiamanzi, vandalismo, maggior decoro della città. Così pure il sindaco di Genova, che ha limitato l'uso dell'auto e delle sue conseguenze in termini di ubriacatezza. Poi, divieto durante le ore serali notturne di consumo su suolo pubblico in una zona della città di bevande alcoliche e non alcoliche. Questo arriva, ordinanza 19, ordinanza 29 ordinanze. Piacenza. Consigliere, prego concludere. Ecco, va bene, volevo ricordare al sito che appunto il decoro è sinonimo di bello, sicurezza significa quindi è nel programma del sito. Pertanto io, signor Presidente, leggo quando richiede il Consiglio Comunale di Pavia impegna il sindaco e la Giunta a emettere ordinanza che vieta l'utilizzo di qualsiasi tipo di bevande, siano esse in bottiglia, plastica o lattina, nonché fare merende sul sagrato della cattedrale, individuare aree adiacenti dove sia permesso fare picnic, attrezzandolo con numerose porte, cestini e panchine, apporre cartelli di divieto con la mortale della sanzione con l'indicazione delle zone previste per soste e picnic, fissare un orario oltre il quale non si è più consentito suonare chitarre o altri strumenti che recano disturbo. Ecco, Presidente, ho finito. Grazie. Grazie consigliere. Del quartiere, dunque per quanto riguarda il fuoco di Piazza del Duomo con i fiori condiviso, peccato che durava un giorno, due, al massimo perché era una fiera degli arbori che sarebbero quei anni che venivano un po' da tutta Italia montati, va bene. Per quanto riguarda il privato, farò la strada in una città che non sanno nel Far West dove si fa il privato, qui magari qualcuno ma signore, non si può, c'è solo Piazza del Duomo e Giardini, si sporca la città, dobbiamo pensare anche che Piazza del Duomo, la zona, l'est della zona e altri movimenti sono visitati ovviamente da migliaia di turismo. Se noi cominciamo a mettere fuori cartelli, dunque qui non ti scegli, non vedi, non mai, dall'altra parte non entri, signore, a questo punto il turismo va a farsi vendere. Ci vuole anche un po' di tolleranza, capire che deficiente prende la rotta della bottiglia va sanzionato, ma sanzioniamo loro, non togliamo la decine di migliaia di persone di fare ciò che è lecito, anche se non fanno una lattina e la rete, e vedi quello tutto nel sistema, non c'è niente di male, quindi cerchiamo di salvaguardare sia il sagrato del popolo che anche il resto della città e soprattutto anche per il turismo, che o bene o male posso dire che ci stanno trasformando un pochino, pertanto non tastiamo le acque, se cominciamo a mettere paletti e tutte fine e tutta birra non si risolve il problema, il deficiente continuerà a rompere la